Eccoci qua con Alessandro Morelli, senatore, sottosegretario addetto alla politica economica e alla programmazione degli investimenti pubblici, voce storica di Radio Padania, Radio Libertà e della Lega. Alessandro, buongiorno innanzitutto, grazie per essere qui. Buongiorno a te Giulio. E allora, ti dico subito e ti chiedo subito cosa bolle in pentola, nella tua agenda per essere più precisi, di cosa ti stai occupando nella settimana che precede Pontida. Noi trasmetteremo come sempre in diretta da questa radio tutta la giornata, tutti gli interventi e anche gli approfondimenti, le reazioni del pubblico, insomma tutto ciò che ruota intorno alla manifestazione di Pontida di quest'anno. E mi permetto anche di aggiungere una cosetta che stamattina abbiamo tratto da rassegna stampa, ovvero l'apertura di un quotidiano, Il Tempo di Roma, che si occupa del caso degli spioni presso l'antimafia, collegato con la storia dei 49 milioni di euro che ancora pendono sul partito della Lega, come tutti sappiamo. No? Fu una vicendaccia orrenda per la quale la Lega, secondo me, è stata ingiustissimamente condannata a pagare una cifra che aveva percepito del tutto legalmente. I 49 milioni erano riferiti a un lungo periodo, erano i rimborsi elettorali stabiliti dalla legge italiana, andati a beneficio dei partiti, tutti a seconda dei voti che avevano ottenuto ciascuno. Detto questo, scopriamo che di questa roba qui si stavano interessando anche gli spioni presso l'antimafia. In che maniera io non ho ben capito esattamente, pur leggendo attentamente l'articolo del Tempo, ma siccome stiamo parlando di un'operazione alla radice illegale, mi piacerebbe capire cosa c'era di ulteriormente illegale in questo spionaggio sulla Lega, no? Alessandro, che dici? Ma guarda, allora, quello che sta venendo fuori, il famoso verminaio che è stato residente in varie procure, antimafia in primis, che è quella che appunto sta uscendo in questo periodo, ma a quanto pare potrebbero esserci altri spioni che hanno osservato con grande attenzione e poi inventato, chiaramente motivato e causato delle vere e proprie invenzioni giornalistiche da un lato, giudiziarie dall'altro, oggi sta venendo letteralmente fuori. Ora, è chiaro che tutto parte da un presupposto, come facevi notare, totalmente illegale. Quindi il presupposto totalmente illegale significa che una organizzazione ha pensato a come devastare il sistema politico italiano, la democrazia italiana, cercando letteralmente di cancellare uno dei partiti più importanti della politica italiana, presente oramai da tanti anni, che chiaramente è la Lega. In questo quadro il percorso, da quando è diventato segretario Salvini, dal 2013, è stato un percorso assolutamente chiaro. Inizialmente non ci si aspettava, diciamo che il deep state o queste strutture neppure immaginavano che Salvini e la Lega potessero salire e risalire anzi la china rispetto a un percorso che aveva visto la Lega in grossissime difficoltà. Appunto tra il 2010 e il 2014, fino ad arrivare ai risultati storici che Matteo Salvini e la Lega sono riusciti dal punto di vista elettorale a raggiungere fino al 2018-19. Detto tutto questo, in quel percorso chiaramente qual è stato lo strumento che hanno trovato questi spioni che ribadiamo e ribadisco, non è uno spione, non è Striano, non è un magistrato che diciamo che è stato particolarmente solerte nel praticare questi atti totalmente illegali. È un sistema del quale hanno fatto parte giornalisti, del quale hanno fatto parte magistrati, del quale hanno fatto parte ufficiali, in questo caso della Guardia di Finanza, ma comunque componenti alle forze dell'ordine e della polizia giudiziaria. Questo fa il paio con la magistratura che, come sappiamo, vorrebbe condannare Salvini a una pena, da un certo punto di vista esemplare, unica al mondo, che appunto, come sappiamo perfettamente, lo vede protagonista di una presunta sequestro di persone che potevano andare in tutto il mondo, erano liberi di andare dove volessero, tranne che
sbarcare in Italia. Anche in questo caso stiamo parlando quindi di una grande infrastruttura letteralmente mediatica, politica, giudiziaria, che è andata in un'unica direzione. Dunque Salvini in tutto questo è una vittima, esattamente come lo sono, e lo dobbiamo ricordare, le persone che sono state spiate da un lato, inquisite dall'altro, cosa chiaramente peggiore rispetto alla prima fattispecie, ma comunque gravissima, e poi addirittura condannate. In tutto questo dunque la Lega ha il compito di aprire un varco di luce rispetto a tutto questo nebbia. Ecco, che pare non ci sia, perché qua mi pare che la vicenda sia amplissimamente sottovalutata, al di là di tutto, sia da un punto di vista politico-parlamentare, sia da un punto di vista mediatico. Io ho citato il Tempo, che ci sta facendo prime pagine giorno dopo giorno, ma al di fuori di questo mi pare che tutto sia piuttosto silente, Alessandro, no? Ribadisco che c'è una grande questa è stata una grandissima operazione, quindi pensata, ideata, ragionata, voluta, messa in pratica nel corso di anni. Quindi noi siamo veramente dobbiamo lottare contro un sistema che è un sistema uguale e contrario rispetto al nostro, che il nostro è diciamo un obiettivo di cambiamento, e a quel cambiamento chiaramente si è opposto questo sistema. Ora, No, perché c'è la sensazione, no, per esempio c'è una figura, Federico Cafiero De Rao, procuratore nazionale antimafia, c'entra, non c'entra, sicuramente diciamo da quello che leggo oggi si è spionato contro la Lega e contro altri anche quando lui era il capo dell'ufficio, diciamo così, sapeva, non sapeva, tutto da capire, però è vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta antimafia, no? In Parlamento adesso per i 5 Stelle. Possibile che costui rimanga lì senza nessun problema a indagare su se stesso sostanzialmente, su altri per carità, ma anche su se stesso? È una cosa assurda. Questo non è assurdo, è scandaloso, vergognoso, non ho altre definizioni, guarda, e lo dico con estrema No, cognizione perché delle a parole uno che poi, esprimo. scusami, poi non è per interromperti, ma perché mi veniva in mente e No, quindi poi certo, ti lascio stiamo tutta. costruendo, No, certo. mi è venuto in mente adesso, lo dico subito così poi ti lascio tranquillamente la parola, ma viene in mente che essendo questa materia scivolosissima, uno dice ma questi quanti poteri di ricatto hanno? Se sono così impermeabili anche alla logica elementare, cioè tu non puoi indagare su te stesso, te ne devi andare. Se rimani lì vuol dire che tu hai il potere di ricattare X persone, forse è un dubbio che può sorgere nella mente dell'osservatore esterno. Lo dico con rispetto e senza insinuare nulla, perché questi poi ti mettono pure i bastoni tra le ruote e ti tocca l'avvocato penalista. No, sgombriamo il campo. È un sospetto, è un'illazione, è una cosa che può venire in mente o no. Non solo può venire in mente, ma dobbiamo ricordarci che non è che una volta usciti da un determinato ufficio si resettino le rubriche, si resettino le memorie e le storie delle singole persone. Quindi è evidente che il capo di un ufficio così importante, ricordiamo che la Procura Nazionale Antimafia, giustamente nel periodo, soprattutto a seguito del periodo stragista mafioso, ha ricevuto dei poteri che sono sopra tutte le altre procure, quindi letteralmente dei superpoteri rispetto a tutte le altre procure, ma questo lo ribadisco giustamente perché andava sconfitta, battuta una struttura che aveva pervaso in alcuni settori, e questo era diciamo il criterio col quale sono stati assegnati questi superpoteri alla Direzione Nazionale Antimafia, proprio per evitare che altre strutture a livello più basso potessero sapere quali erano le indagini in corso di questa super procura. Ora è evidente dunque che la posizione di Cafiero De Rao e la sua presenza nell'ambito della commissione che deve indagare su coloro i quali hanno ideato, costruito e poi realizzato questo grave attacco alla democrazia, non solo è appunto diciamo poco accettabile, ma è totalmente gravissimo dal punto di vista democratico.
No, poi Alessandro, adesso poi chiudo l'argomento, che sennò ci focalizziamo solo su questo, per quanto sia importante a mio giudizio, però oggi ho letto, non so se l'hai fatto già anche tu, l'articolo d'apertura appunto del Tempo di Roma, intitolato Gli spioni e il Lega Gate. Così hanno confezionato i dossier per montare le inchieste sui 49 milioni. Ora, il titolo secondo me in parte distorce quello che dice l'articolo, però bisogna capire la sostanza delle cose. Allora, questi qua sicuramente Striano e compagnia bella, cioè gli spioni, mettiamola corta, secondo l'accusa, secondo la procura di Perugia, gli spioni hanno sicuramente spiato la vicenda dei 49 milioni della Lega. Hanno spiato Manzoni e Di Rubba, che erano all'epoca direttore amministrativo e revisore legale dei gruppi alla Camera e al Senato. A che fine non si capisce bene, se per mettere insieme soltanto informazioni, se per segnalarle ad altri, questo andrebbe appurato. A che fine questi spioni hanno spiato la Lega e le sue articolazioni parlamentari? E anche perché stiamo parlando di due persone che curavano importanti funzioni per i gruppi alla Camera e al Senato, no? E allora, a che titolo questo hanno fatto? E che cosa hanno fatto, visto che si chiama in ballo San Marino, una società lussemburghese? Io non ho capito niente dell'intreccio concreto, però ho capito che qua c'era del losco. In che modo bisognerebbe appurarlo però? Perché questa storia dei 49 milioni è già uno scandalo alla radice, perché quelli erano soldi dovuti a tutti i partiti. La Lega ha preso la sua parte in base ai voti che ha avuto. Da una vicenduola si è tirata fuori i 49 milioni e questo me lo devono ancora spiegare da un punto di vista logico, giudiziario e politico, no? Perché io non l'ho capito ancora oggi. Però siamo lì. E questi a che titolo ci mettevano le mani, parlavano di Lussemburgo, di San Marino e andavano a finire anche nell'attività dei gruppi parlamentari, della Lega alla Camera e al Senato? Io lo vorrei capirlo, non ci ho capito un tubo, Alessandro, no? Dei gruppi parlamentari e dei singoli parlamentari. Ti ricordo che stai Appunto, parlando con uno degli spiati. Per anni io, Claudio Borghi, 37 esponenti, i dirigenti della Lega sono stati spiati e diciamo, la preoccupazione è che non siano stati solo Striano e Company. Ma ti ribadisco, oltre alle tue legittime domande, alle quali chiaramente io non posso, per ora non posso dare alcuna risposta, perché io so esattamente quello che sì. sai tu, non essendo peraltro un componente della commissione antimafia, ti sottolineo che non è Striano, Laudati, quindi i protagonisti della vicenda, e noi non dobbiamo, secondo me, focalizzare l'attenzione su questi singoli, perché ti ribadisco che qui c'è stato un sistema, un grande sistema ideato, voluto, che poi si è concretizzato attraverso queste persone, queste figure, ma che ha coinvolto ufficiali della polizia giudiziaria, magistrati, giornalisti, e anche su quelli chiaramente bisogna fare luce. E ti do anche questo spunto, perché anche tra i colleghi giornalisti, anche qui a Roma, diciamo c'è una certa aria di preoccupazione, perché se insomma il Tempo coraggiosamente sta facendo questa indagine, Tommaso Cerno, il direttore del Tempo, anzi se vi andasse di sentirlo sicuramente faremmo un grande servizio pubblico, perché con coraggio, e dobbiamo stare al fianco di questi giornalisti che con coraggio stanno facendo cose che altri giornali non stanno facendo. E poniamoci la domanda, ma perché non lo stanno facendo anche altri? Allora, le risposte possono essere due. La prima è che gli editori e gli stessi direttori non abbiano alcuna intenzione di segnalare tutto questo verminaio, come è stato chiamato, di cui la Lega è stata vittima negli ultimi anni. Ribadisco, la Lega come struttura, quindi un partito democratico che è stato democraticamente eletto e votato, e che quindi nel ragionamento e il ragionamento colpisce alle basi la democrazia italiana, perché tu facendo questo mini letteralmente la vita democratica del paese, perché chiaramente l'opinione pubblica si è fatta un'opinione totalmente distorta. Ancora oggi, se io scrivo un post su qualunque social media che riguarda indagini o denari che sono truffati da qualche esponente politico, immediatamente ho decine di risposte sui 49 milioni, e questo ha indirizzato chiaramente l'opinione pubblica italiana per tanti anni. Detto tutto questo, e quindi è la Lega, la democrazia italiana,
Dall'altra parte ci sono dei singoli, e questi singoli sono stati vittime appunto di una macchina giudiziaria del fango dal punto di vista giornalistico, giudiziaria chiaramente, che li ha coinvolti per tanti anni, addirittura condannati su degli argomenti sui quali oggi c'è una nuova luce, oggettivamente c'è una nuova luce. E peraltro, ancora una volta, devo segnalare come Matteo Salvini, malgrado tutto quello che è successo, abbia deciso, dopo il percorso giudiziario che lo ha visto protagonista, di tenersi uno dei condannati, lo hai citato, cioè Alberto Di Rubba, che in questo momento, malgrado il fatto che sia stato condannato, e noi sappiamo perfettamente che questa condanna è frutto del Lega Gate di cui il Tempo sta parlando, è ancora il nostro amministratore federale, perché appunto è stato una vittima di questo Lega Gate sul quale Salvini ha comunque riposto la sua fiducia, letteralmente fregandosene della credine politica, mediatica, che è andata addosso, non solo a Di Rubba chiaramente, ma a tutta la Lega. E ci vuole coraggio, ci vuole coraggio a fare queste cose, perché non tutti l'avrebbero fatto. Molti giornalisti, ti stavo dicendo, perdonami, ti stavo interrompendo, molti giornalisti a Roma sono letteralmente preoccupati di parlare di alcuni altri giornalisti che fanno parte probabilmente di altre situazioni, se non questa, molto simili se non identiche. Ti faccio solo un esempio per citarti un caso che io ritengo vergognoso e che sia un'ennesima cartina di tornasole, che c'è un sistema che appunto guida una delle tesi mediatiche, giudiziarie e giornalistiche, che riguarda, l'abbiamo sentito tutti, il presunto abuso sessuale che una giornalista romana avrebbe subito da due colleghi romani, sempre giornalisti, una di queste una collaboratrice RAI, l'altro casualmente uno dei giornalisti principi del quotidiano Il Domani, che è esattamente quel giornale che ha usufruito di tutte queste informazioni raccolte in maniera fraudolenta ai danni di politici, di decine di altre persone. È chiaro che anche un giornalista che debba affrontare questa materia ora, diciamo, è un po' più attento, se non spaventato, nel andare a segnalare quelle, come semplici ipotesi, come appunto i comportamenti di questi personaggi abbiano colpito la democrazia italiana. Ecco, Alessandro, cambiando completamente argomento, visto che hai citato appunto Matteo Salvini, oggi ho letto su Repubblica, ma ti chiedo se sia vero o non sia vero, cosa c'è di vero, di un altro schiaffo. Repubblica lo chiama l'ultimo schiaffo di Forza Italia a Salvini sul nuovo codice della strada. Forza Italia ha presentato una quantità di emendamenti che intralcerebbero non poco la riforma del codice della strada, che è una delle questioni di cui avevamo anche parlato qui nella rubrica, e che è uno dei fiori all'occhiello del ministero di Matteo Salvini. C'è del vero? Noto anche che, per esempio, Forza Italia continua a differenziarsi sempre di più dalla coalizione, dalla Lega, sul tema dell'autonomia, lo sappiamo, sul tema della cittadinanza a chi frequenta i cicli scolastici da parte di stranieri, insomma, ius scholae, lo sappiamo. Sul tema anche della sicurezza, perché vedo che Alberto Cirio, il presidente del Piemonte, ha dichiarato che la Lega alimenta le paure e noi invece siamo il centrodestra, quello giusto. Insomma, che aria tira su tutte queste cose? Certo, le fibrillazioni rispetto allo ius scholae hanno causato indubbiamente nell'ambito della maggioranza un momento chiaramente non di crisi, ma di dibattito, che assolutamente dal punto di vista politico poi si palesa attraverso queste situazioni nelle quali Forza Italia sta cercando in qualche maniera di distinguersi rispetto ad argomenti, diciamo, che non sono prioritari
per la vita del governo, ma indubbiamente importanti per la vita dei ministeri, perché il codice della strada chiaramente è un aspetto, un punto che diciamo principe nel lavoro di Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma in generale degli italiani, perché chiaramente se tu allunghi il brodo rispetto all'ottenimento dei risultati sperati legati al miglioramento del codice della strada, non è che crei un danno a Salvini, stai creando un danno agli italiani. Però Forza Italia sta facendo questa azione politica, che è un'azione politica che chiaramente dal nostro punto di vista va ad alzare l'asticella della tensione in una maggioranza che su molti altri argomenti che sono invece sicuramente maggiormente fondamentali nella vita degli italiani è assolutamente coesa. Io ritengo che in questo momento Forza Italia stia facendo una propria azione politica, per l'ambito della coalizione Salvini e la Lega sono assolutamente maggiormente leali, è una mia impressione, che però non posso far altro che riportarti e riportarvi. Detto questo, vedremo anche sul caso del Lega Gate che cosa faranno i colleghi di maggioranza, perché non dobbiamo assolutamente nasconderci che anche nell'ambito della maggioranza, mentre ci sono alcuni esponenti che sicuramente su questo argomento sono diciamo in prima fila, penso per esempio al ministro Crosetto di Fratelli d'Italia, altri esponenti della maggioranza non paiono così sensibili quanto doverosamente dovrebbero, perché questo chiaramente non è diciamo il lavoro su questo tema non è un lavoro che va a favore della Lega, è un lavoro che va a favore della democrazia italiana, perché se qualcuno si sogna di essere di avere un salvacondotto rispetto a queste dinamiche che hanno visto la Lega vittima di un sistema politico, giudiziario e mediatico, mi sembra veramente che chiunque pensi un'ipotesi di questo genere veramente sia come il tacchino che si augura che venga preso il tacchino di fianco a lui nel periodo sotto Natale. Prima o poi chiunque può essere toccato da questi argomenti, sempre che quel qualcuno abbia la volontà, la voglia e anche la forza poi di essere e di creare una politica antisistema, ma che non deve essere antisistema rivoluzionario. Antisistema significa essere anche in un quadro complessivo veramente riformatori. Pensa al taglio del canone RAI, sul quale ancora ci sono forti polemiche, che non vuol dire uccidere il servizio pubblico radio e televisivo, ma vuol dire fare una cura dimagrante a una grande azienda di Stato che deve continuare a essere e ad avere un ruolo fondamentale dal punto di vista culturale, informativo per gli italiani, ma che evidentemente gli italiani stessi oggi non riconoscono più come quella azienda eccezionale che era fino a qualche anno fa. Quindi la nostra tesi non è uccidere l'azienda e lasciare a casa i dipendenti, ma è trovare una quadra perché l'azienda lavori e possa vivere con un modello veramente industriale, partendo dal presupposto che per fare cultura, per dare vita a certe e dare spazio a certe visioni, chiaramente non ci deve essere solo la sfida del mercato, e questo motiva la giusta valenza del canone, perché se noi guardassimo solo lo share dovremmo fare, chiaramente brutalizzo la questione, dovremmo fare il Grande Fratello tutti i giorni, la trasmissione Grande Fratello o simili tutti i giorni. Siccome questo non è chiaramente l'auspicio di un'azienda pubblica, è legittimo che ci sia un canone che sostiene l'azienda anche nei momenti nei quali, facendo cultura, non guarda solo la sfida dello share e del mercato, ma da questo a passare a un'azienda che ha oltre 10.000 dipendenti, che però diciamo non è che in questa fase stia dando una media di servizio pubblico gradito
alla maggior parte degli italiani, insomma, ce ne passa parecchio. Allora Alessandro, visto che abbiamo 2 minuti prima di salutarci, ti chiedo che Pontida ti aspetti, perché poi domenica, come dicevo prima, trasmetteremo tutta la giornata, sentiremo diverse voci, quelle dei protagonisti, quelle del pubblico e via dicendo, come sempre qui da questa radio. Che Pontida ti aspetti? Che Pontida vedi, Guarda, intravedi? Certamente una Pontida nella quale il popolo della Lega, ma io ti assicuro ci saranno anche tante persone che magari non hanno l'Alberto Giussano sulla giacca e la testa di partito in tasca, saranno al fianco di Salvini che in questa fase è vittima del processo e quindi di una gravissima situazione che colpisce il segretario della Lega, quindi la Lega tutta, ma colpisce anche la persona Matteo Salvini, l'aspetto sul quale diciamo gli amici, le persone che gli sono state vicine per tanti anni, io e te che lo conosciamo da tanti anni, possiamo assolutamente capire, ma è una cosa umana, lo capisce chiunque, se si toglie diciamo lo schermo del segretario di partito, del politico importante, del ministro, del vice premier, eccetera, eccetera, ma si pensa alla persona. La persona è un padre di famiglia che rischia 6 anni di galera di fronte a una situazione che sappiamo essere totalmente politicizzata, di una magistratura di cui Salvini e la Lega sono vittime, di un sistema politico e mediatico che ha mandato Salvini a processo, la politica di sinistra, Renzi in primis e i 5 Stelle traditori in seconda battuta. Dall'altra parte mediatica che ha cercato chiaramente di denigrare, falsificare la situazione, rendere Salvini mediaticamente quello che non è, e cioè un mostro di fronte a una realtà che era la realtà del blocco di una nave ONG battente bandiera spagnola. Quindi dobbiamo rimanere anche al punto. Questa persona oggi è vittima di questo sistema politico-mediatico. Io ti assicuro che avremo tante persone che non sono iscritte al partito, che verranno a Pontida, giusto per darvi un esempio. Io chiaramente oramai il mio ufficio a Roma, lavoro a Roma e molte persone che sono intorno a me stanno organizzando delle macchine per venire a Roma, per venire a Pontida da Roma. Eppure chi se lo sarebbe aspettato qualche anno fa, ma vedendo quello che sta succedendo, molti cuori si stanno scaldando, malgrado il fatto, lo hai detto prima, che tendenzialmente i media italiani non siano così attenti a questa vicenda. Allora, grazie ad Alessandro Morelli, ci vediamo là a Pontida domenica e buona fine di settimana, buona giornata intanto e insomma, fine di settimana ce ne manca ancora un po' perché ero già a Pontida, ero già a domenica. Comunque, buona giornata Alessandro, grazie. Buon lavoro a tutti voi e buon ascolto.